Comunque sulla Celer Docs è vero che la competenza per il rilascio della concessione è regionale, però è anche vero che il comune all'inizio, lo ha ricordato Fanin, che mi sembra che sia il proprietario, Sì. ha ricordato che allora lui aveva coinvolto l'amministrazione a tutti i livelli, li ha addirittura portati con dei bus messi a disposizione da lui stesso per portarli in provincia di Vicenza dove c'era una centrale già funzionante, e l'ha detto lui, quindi non voglio inventarmi nulla. Pareva che allora l'amministrazione attuale fosse rimasta anche favorevolmente impressionata, tanto che in una fase iniziale non aveva avuto perplessità nel veder sorgere anche a Portogruaro una centrale a olio, chiamiamolo così, a combustione, salvo poi su iniziativa popolare, una massa del comitato, eccetera, eccetera, e allora l'amministrazione ha fatto una riflessione in merito e è arrivato a quel convegno di cui ho partecipato anch'io, in cui l'amministrazione ha inteso ricorrere al TAR contro l'autorizzazione a costruire qua. Io credo che si possa fare poco o nulla, perché si hanno avuto l'autorizzazione da parte della Regione e nella prima fase anche con l'approvazione di questa amministrazione credo che si possa fare poco, però se l'amministrazione intende proseguire tutte le iniziative atte a bloccare, io contro queste centrali non sono particolarmente favorevole, anzi sono andato, come penso fanno tanti, in internet e hanno visto dove sono queste centrali già in funzione, non sono, come dicono qualcuno, poco inquinanti, nonostante vengano adoperati tutti quei filtri per emissioni di fumi, eccetera, eccetera. Non è vero che inquinano poco o non inquinano nulla, inquinano molto. E soprattutto inquinano in maniera particolare in una situazione come il Somaga, vicino al centro abitato, vicino a altre fonti di inquinamento, vicino a strade che comunque sono altre fonti di inquinamento, quindi qui si va a intasare un'alta densità di inquinamento che ovviamente a ridosso per il nostro territorio, che abbiamo zone di qualità di vini DOC, abbiamo zone in cui si parlava prima di una forma di agriturismo anche qualificato, che ci può anche qualificare sempre di più. Non dimentichiamoci che è stato detto qua, quindi non voglio prendere nessun merito nel dire questa affermazione, che peraltro per alimentarla c'è un via vai di camion continuo per scaricare gli oli da bruciare la combustione poi. Quindi io sono d'accordo, siccome mi sembra che ci sia, senza poi inoltrarmi in un terreno abbastanza complicato, il protocollo di Kyoto, che ci vuole che l'Italia, come tutti gli altri paesi europei, entro il 2011-2012 deve avere l'8% di produzione di energia di fonte alternativa, e che purtroppo per fonte alternativa hanno preso anche queste centrali che vanno a olio, che secondo me C'è poco di alternativo alle fonti tradizionali, è sempre combustione di olio e quindi sempre inquinamento. Le alternative però sono il fotovoltaico, l'eolico, le idroelettriche, non ne vedo altre. O geotermiche, bravissimo Mario, geotermiche, non a combustione. Combustione come carbone, come petrolio, quindi per noi è sempre quella. Sanno di residui. Poi comunque c'è un altro fattore da tenere in considerazione. Se noi vediamo che poi buona parte del combustibile di queste centrali è il prodotto dell'agricoltura, se noi pensiamo realmente alla fame che c'è nel mondo, sfruttare la terra per bruciare, per produrre energia elettrica, quando hai veramente altre fonti alternative e c'è gente che muore di fame, è un'offesa al diritto alla vita. Questo bisogna tenere presente. Se vogliamo andare su questa strada, se non si può fare niente, non lo so. Certo è che se c'è un minimo appiglio per bloccarla, va bloccato questo tipo di centrale, per tutti i vari motivi che sono stati detti, oltre a quello